sorella chiedo licenza. Come? Che cosa dovete fare adesso? Un cristerino, ho voluto farlo di per me. No, grazie. Siamo lieti, signor Argante. Di portarle su Purgante. Il dottore Moroi ci invita a farle sto furgone. Per la vita che vi volle è la giusta soluzione. Ma davvero sto furgone quale tutto per me? Mancava anche i fermieri a rima. Potete mandare un'altra volta? Ma Se tutto questa stasera. gente vuol mandar via, Faremo in prestito il furgone e così sia. Forse una medicina in meno può fare bene. ma lei a titolo personale. Forse lei della medicina un luminare? È la sorella del signor Argante. Madre Lucinda, con che titolo si oppone? Tra l'altro Bernice ha una giusta prescrizione. Di certo, ha parlato per parlare. Certo la sua bocca doveva arieggiare. Il dottore la sentisse. Pan per focaccia renderebbe. Certo Bernice, con disprezzo, la sua tosta faccia guarderebbe. Visto quello che avete in mano, si direbbe che non siate abituati a guardarli in faccia, la gente. Non si scherza con le medicine e coi dottori. A non rispettare le prescrizioni si rischiano dolori. Sorella, ma con finire te combini un disastro a... Magari. Dunque, rifiuta le cure che con amore. Erano prescritte dal dottore? Mio fratello rifiuta. No, te mi fai morire! Rinunciate voi a un composto di rabarba per spurrare, lavare e pulire il basso ventre. Rinunciate voi a un clistere detergente? Non è così bene, non è così bene! Rinunciate a un clistere carminativo per espellere le ventosità. Rinunciate voi alle acque purganti per eliminare l'acidità? Rinuncia! Moro! Rinunciate